Grazie. Grazie. Questo è un runner automatico che porterà le cose ai tavoli e dopo verranno sbrigate dal personale. Porterà e basta o prende anche le ordinazioni? Porterà e basta per il momento. 36, il tuo ordine è arrivato. Il cameriere è in arrivo per servirti. Buon Premi il proseguimento. tasto verde. Turno indietro. Benvenuto da signore e signori. Treviso, Luca ha uno storico bar in centro e da oggi sostituirà un cameriere con un robot. Che costo ha avuto un robot così? 20.000. 20.000 euro. Sì. Ecco, e non era meglio assumere un dipendente a Dove queste cifre? E dove lo trovi? Ormai il lavoro sabato e la domenica non lo vuole più fare nessuno. Dopo la pandemia c'è stato proprio il patatrac, non è più arrivato nessuno. E quindi lei ha preso i robot. Non avevo altra scelta. 36, il tuo ordine è arrivato. Il cameriere è in arrivo per servirti. Buon proseguimento. A Jesolo intanto è iniziata la stagione. Se tu prendi qualunque di questi bar, ristoranti, cose, se loro ti offrono un contratto da 60 ore settimanali e ti pagano 1.200 al mese, sei quasi fortunato, mi viene da dire. 5 euro all'ora, sei uno schiavo. Non è bello sapere di dover lavorare tutte queste ore e magari poi arrivare a fine mese e di non avere una paga neanche per pagarsi l'affitto. Io lavoravo 12 ore, non tutte, cioè in nero alcune, però l'importante è che guadagni qualcosa e ti piace quello che fai. Crista ha 3 alberghi. In questa struttura non può più offrire mezza pensione o pensione completa perché mancano gli stagionali. Ecco, questa è una delle 2 sale che utilizzavamo per i nostri ospiti e in questo momento è totalmente chiusa e probabilmente non aprirà per l'estate. Questo perché ci siamo trovati in questi ultimi recenti anni ad avere difficoltà a reclutare i collaboratori in azienda. E qui allo stesso modo c'era una sala per servire la cena e anche questa è un po' utilizzata così, che è un gran dispiacere per noi. Che cosa offrite voi come stipendio? Partiamo da uno stipendio di 1.200 euro e poi vengono aggiunte le varie ferie non godute. E quindi come si spiega questa non risposta? Io credo che ci sia un grande desiderio di vivere questa vita legata al benessere e quindi di accettare sempre meno un lavoro continuativo. Roma, Trastevere. Ancora mi mancano 2 persone in sala e una in cucina. Ho fatto degli annunci, ho fatto col passaparola. Chiamano, prendono appuntamento e non si presentano. Siccome non trova personale, in cucina e in sala deve starci anche lei che è la titolare. Che mi è cambiato a me che cosa? Che io non mi posso assentare un attimo. Sto fisicamente a lavorare a 67 anni come una da 30. Quanto guadagna un suo dipendente? Per 40 ore settimanali prende intorno ai 1.200 più le mance. Non mi sembra una cosa da niente, perché gente che non sa fare niente arriva qui, a volte, spesso, senza neanche la scolarità giusta per farlo. Ma non è sempre così. Maria è una barista esperta, lo fa da 25 anni. Il mio stipendio era di 900 euro. Ma il contratto era invece per quale compenso? 400 euro al mese, part-time apprendista barista, che io non sono, io sono tanti anni che lavoro in quel mestiere. Erano più di 50 ore settimanali, facevo tutto. Ogni volta che la signora, la proprietaria, doveva usufruire del bagno mi diceva di andarla a pulire. Vai a dare una pulita al bagno, mentre io stavo dietro bancone a servire la gente. Lei perché ha accettato un contratto da apprendista? Beh, perché per la disperazione del lavoro, perché purtroppo il lavoro non c'è. Questo tipo di contratti, perché vengono fatti? Io dove ho lavorato hanno cambiato ormai 5 persone. A loro non interessa, tanto c'è un altro che prende il tuo posto.